Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla Samaritana: credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. È parola del Signore. Stiamo seduti. Noi ci accorgiamo che questo passaggio è come proprio un desiderio del Signore di venire vicino alla nostra esistenza, ai nostri problemi, alle nostre ansietà, alle nostre ricerche. Affidiamoli. Quando passa, possiamo domandargli qualsiasi cosa, e direi di essere molto generosi in questo senso, domandando doni spirituali per noi stessi più che materiali, ma presentando anche necessità profonde di persone, soprattutto che sono lontane, che magari vi turbano, la famiglia, gente che non vuole accostarsi al Signore. Sia una grazia di conversione che passa dal vostro incontro a tante anime. Noi faremo questo esercizio anche nelle serate, in modo che ricevano beneficio tutti coloro che sono vicini a noi nella vita. Alziamoci in piedi, adesso facciamo un canto, intanto Padre Mario comincia questa itineranza. Cantiamo insieme il singolo, il numero 1.
a noi di adorare il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, così da sentire sempre in noi il frutto della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto